TG Studio sull'economia digitale, dedicato all'attività di Infracom Italia in Veneto, che sta garantendo la copertura totale della banda larga nella nostra regione. Infracom Italia è associata a Confindustria e quindi in studio abbiamo il direttore commerciale di Infracom Italia, Sergio Grassi. Buongiorno benvenuto. A tutti. Grazie. E assieme a lui Gianni Potti, consigliere di Confindustria del Veneto. Brevissima introduzione: come non solo le aziende ma anche i cittadini hanno bisogno delle infrastrutture viarie per spostarsi, oggi sono altrettanto fondamentali quelle digitali per comunicare, giusto? Come il pane, perché una volta erano le autostrade o le ferrovie che garantivano i collegamenti, oggi è la fibra ottica e quindi senza di questo non decolla l'economia. Nello stesso tempo, per introdurre sempre l'argomento, Grassi, oltre ad avere appunto la fibra ottica, le autostrade digitali, ci vuole poi anche una centrale che raccolga tutte queste informazioni. Assolutamente. Diciamo che oggi, intanto mi fa piacere insomma, che si faccia questa associazione tra quelle che sono le autostrade fisiche e quelle digitali, perché sempre di più le aziende oggi per competere devono avere la possibilità di avere i propri dati sempre sicuri a disposizione per i propri siti produttivi, per i propri siti commerciali, per i propri clienti, sia che siano aziende che siano anche pubbliche amministrazioni, quindi verso i cittadini. Quello che accade oggi è che la larga banda purtroppo in Italia è ancora una chimera, nel senso che ci si sta lavorando, ma rispetto ad altri paesi oggettivamente siamo abbastanza indietro. Qualcosa in cui invece ritengo insomma, siamo abbastanza avanti o comunque stiamo lavorando bene, e anche Infracom sta lavorando bene in questo senso, è quelli che si chiamano i data center, ossia dei centri dove vengono ospitate le macchine dei clienti, dove quindi i dati dei clienti, che siano aziende, che siano di nuovo pubblica amministrazione, sono sempre disponibili. Come si vede in questo momento nelle immagini, noi abbiamo due data center importanti, uno a Milano, l'altro a Verona, molto importante, dove sostanzialmente i dati dei clienti risiedono con quella che si chiama resilienza, ossia la capacità di essere sempre a disposizione, che consente alle aziende di lavorare e che consente di lavorare purtroppo anche nei casi in cui c'è un problema. Si parla di disaster recovery spesso. Disaster recovery significa che sono un'alluvione, perfetto, che quando c'è un disastro, ahimè, alcune aziende si fermano, alcune hanno dovuto chiudere e abbiamo memoria insomma, di alcuni disastri purtroppo in Italia avvenuti anche di recente, e quello consente insomma avere i propri dati a disposizione sempre, consente alle aziende di proseguire a lavorare. Quindi il data center è un po' come è la garanzia, insomma, no? Il cuore di un'azienda, e invece diciamo la parte di arterie le possiamo immaginare come la fibra. Ecco, chiariamo questo: mentre Infracom può garantire la qualità del cuore, evidentemente la banda larga, cioè la velocità, è come nelle autostrade: se non hai la terza e la quarta corsia non ti muovi, giusto così. Corretto. Nelle autostrade informatiche, se la banda non è sufficientemente larga non hai la velocità sufficiente, giusto? Ma su questo non c'è dubbio. Oggi si parla di big data, tutti noi gestiamo informazioni dalla mattina alla sera con tutti i palmari, i telefonini, i tablet con cui giriamo, comunque sono collegati. E se non abbiamo un grande tubo, per dirla molto semplice, corre meno acqua, meno informazione. Il Paese ha un grosso problema di banda larga, in particolare il Veneto, nonostante la Regione stia facendo un grosso investimento, circa 64 milioni di euro, con un po' di ritardo rispetto alla tabella di marcia. Questo è anche bene sottolinearlo, e oggi il tempo vuol dire molto in questo settore, però il Veneto comunque oggi nelle statistiche è la 7ª regione italiana per diffusione della banda larga. E cito una cosa, in cui oggi già la banda larga, parlare di ADSL è cosa del secolo scorso rispetto a 2 anni fa. Oggi abbiamo bisogno di 100 mega, quelli della ultra larga. Pensate che Google sta sperimentando la città di Kansas City, una città che stava addirittura morendo, gli sta portando una potenza di fuoco di 1000 volte superiore all'ultralarga, quindi stiamo parlando di una disponibilità di fibra praticamente illimitata. Credo che Infracom sia un player importante del nord-est, e in questo senso le dorsali che loro gestiscano sia uno degli asset preziosi del nostro paese. Sì, ecco, cerchiamo anche di spiegare ma cosa significa poi per il tessuto produttivo
esecutivo e non solo, no? Perché poi ci sono tutti i cittadini. Le usiamo tutti senza saperlo. Cosa significa sapendo. questo ritardo che c'è stato finora nel nostro paese rispetto ad altri paesi e quindi questa mancanza di velocità? Purtroppo significa spesso l'impossibilità per le aziende di crescere, di evolvere, di competere rispetto a quelle di altri paesi. Una delle cose che ci accorgiamo, anche poi mi accorgo, visto che spesso sono da clienti, quello che stanno soffrendo oggi è una concorrenza che sta crescendo, che è una concorrenza ancora una volta non solo fisica, quindi di chi fa prodotto e magari lo sta cercando di copiare in maniera analoga a quella italiana, che rimane comunque di altissima qualità, insomma, ma tutta una serie di canali commerciali che sono a disposizione. Vedi l'e-commerce, che vuol dire in qualche modo mettere a disposizione il proprio prodotto su una vetrina che appunto è virtuale, e come tale è più facile laddove io ho a disposizione qualcuno che intanto mi ospita tutte di nuovo le mie informazioni, ma anche qualcuno che me le trasmette. Non c'è dubbio, perché sempre più spesso compriamo in rete oramai, no? Quindi questa vetrina virtuale, come lei l'ha definita, diventa fondamentale per le attività commerciali. Assolutamente, anche, insomma, devo dire una statistica di 5 o 6 anni fa diceva che l'e-commerce era dell'1-2% in termini di prodotti acquisiti oggi sul mercato italiano. Oggi è cresciuto molto, il nostro mercato è ancora molto indietro rispetto a quello europeo in generale, soprattutto del nord Europa, ma questo significa che crescerà e crescerà sempre di più. Questo vuol dire in qualche modo che oggi il cittadino purtroppo ha a disposizione meno opportunità in qualche modo, non avendo accessibilità facile all'e-commerce, ma dall'altra anche che le nostre aziende, le aziende italiane, le aziende del Veneto hanno meno possibilità di essere sulla vetrina del resto del mondo. Ecco, mi pare in Inghilterra queste nazioni sono al 10% oggi, grosso modo, in termini di e-commerce. Il commercio, il 10% ormai è sulla rete. E viene in rete. Gianni Potti, ecco, per carità, evidentemente servono queste strutture di base, come dicevamo, le infrastrutture, le autostrade informatiche, serve appunto questo sistema centrale. Serve anche la cultura aziendale però per capire l'importanza questo direttore è molto importante. Credo che prima di tutto dobbiamo essere noi imprenditori a dire che serve una cultura imprenditoriale diversa, più rivolta al digitale, a comprendere questi fenomeni. Poi sicuramente quella dei cittadini, quindi noi parliamo spesso di alfabetizzazione del sistema e abbiamo bisogno assolutamente di portare questo verbo del digitale nel nostro sistema, che fa ancora fatica a recepirlo. Quando poi nelle pubblicità, nelle discussioni si parla di cloud, tanto per fare un esempio, ovvero mettere sulla nuvola le informazioni, le foto familiari, i documenti importanti dell'azienda, quindi cose private o pubbliche. Io dico sempre che noi imprenditori siamo a casa digitali al massimo, abbiamo la TV digitale, la PlayStation dei figli digitale, tablet, l'iPad, tutto quanto. Poi andiamo in azienda e magari per spendere 5.000 euro di un software ci pensiamo 10 volte. Ecco, credo che portare la cultura digitale sia spiegare, come in questa trasmissione, quanto è importante oggi investire nel digitale per far crescere le proprie imprese. Perché abbiamo ancora una percentuale piuttosto bassa, no, di aziende che il dato che usciva qualche settimana fa è veramente inquietante. Se pensiamo, lo dava Google, che in Italia hanno un sito web, considerando tutte le imprese, anche il piccolo negozio artigiano, il panettiere e via di seguito, il 17% delle imprese italiane. E avere un sito non vuol dire nulla, vuol dire avere una vetrina, non vuol dire niente di più, non vuol dire e-commerce, eccetera, quando la Spagna, tanto per non andare distanti, è al 34%. Quindi il doppio. Quindi il doppio, allora capiamo perché la Spagna sta abbattendo lo spread così in fretta rispetto a noi. E lei da direttore commerciale, sotto questo profilo, che messaggio dà per incentivare? No, quello che posso dire io è una cultura che sta un pochino crescendo. Oggettivamente è cresciuto molto nelle grosse aziende, le multinazionali che sono abituate a questi concetti. Oggi c'è da fare un po' di cultura invece sull'azienda media, ma soprattutto per far capire che non è solo un elemento che le può aiutare a lavorare, ma a lavorare meglio e quindi a competere, a essere sempre all'avanguardia, a essere sempre più efficienti e quindi a in qualche modo battere la concorrenza anche da questo punto di vista. Noi abbiamo come Paese una grande cultura del prodotto, tipicamente, quindi lavoriamo e tutti gli sforzi spesso sono per migliorare il nostro prodotto. A mio avviso in questo momento, a nostro avviso, è invece fondamentale capire che c'è anche un elemento di posizionare quel prodotto e uno degli elementi è questo, assolutamente. Senta, oramai alla vigilia di Natale, quasi alla fine del 2013, con questo grosso progetto appunto di garantire una copertura completa ed efficiente nel nostro Veneto, a che punto siamo?
Noi stiamo lavorando ormai da tempo, abbiamo dei piani per coprire insomma, le zone, come vengono dette, di digital divide, quindi le zone che in qualche modo non hanno l'opportunità di avere un'infrastruttura capiente. Adesso abbiamo un progetto che coprirà altri 10 distretti in modo da crescere ulteriormente. Noi abbiamo... Su quanti complessivamente distretti veneti? I distretti veneti sono tanti, oggettivamente. Oggi c'è già una buona copertura, devo dire. Quello che diciamo la nostra fortuna è di avere un asset importante lungo l'autostrada e quindi tipicamente diciamo, i distretti che sono ormai limitrofi all'autostrada li abbiamo coperti e stiamo cercando di aumentare coprendo quelli sempre un pochino più distanti rispetto all'autostrada. Che difficoltà restano dal suo punto di vista anche appunto cioè, in un quadro politico evidentemente complessivo, Potti? Ma sicuramente servono semplificazioni da parte della pubblica amministrazione. Penso alle camere di commercio, penso ai comuni, alla possibilità di fare certificati elettronici senza più fare le code, penso alle semplificazioni, quindi una parte si può ottenere veramente con investimenti minimi, questo è il grande vantaggio del digitale. Poi c'è tutto il discorso del paperless, cioè eliminiamo la carta un po' alla volta, che è un altro tema molto sentito. Poi c'è il tema dell'e-commerce, come diceva il direttore prima, perché sicuramente noi siamo lo 0, se non ricordo male, 0,87% del mondo. Il 99,13% del mondo è fuori dall'Italia, quindi ai nostri imprenditori, a tutti noi ogni mattina dovremmo pensare come aggredire questo pezzo di mercato che solo la rete ci sta offrendo. Una volta per andare a prendere un cliente uno doveva andare in Cina, oggi può raggiungere il mercato cinese facendo un ottimo sito di e-commerce in lingua cinese chiaramente per raggiungerlo. Sì. Quindi si muovono molto di meno gli imprenditori eccetera eccetera. Ma faccio un altro esempio, potremmo stare qui fino a domani mattina, io uso molto ultimamente le teleconferenze, cioè risparmio di andare a Roma, a Milano, in altre parti d'Italia, è comodo la mia scrivania, dialogo con i colleghi e facciamo la riunione che mi sarebbe costata tempo, costo di un biglietto aereo o di treno e via discorrendo. Ho fatto degli esempi banalissimi, però se noi sappiamo gestire queste tecnologie in maniera intelligente senza farle diventare una divinità, ci mancherebbe altro, per non parlare dei social, perché questo crea la rete tra le persone. Bene, direi che ci fermiamo qui, non mi resta che ringraziare gli ospiti di questo nostro TG Studio Economia Digitale, appunto Gianni Potti, consigliere di Confindustria del Veneto, e Sergio Grassi, direttore commerciale di Infracom Italia. Grazie a voi per averci seguito, buon proseguimento con i nostri programmi. Grazie.